Facciamo la ricerca perdite direttamente coi droni collegati al satellite. Ci sono delle ricerche particolari su dei contaminanti nell'acqua che prima non si trovavano e che in maniera molto efficiente le aziende del Veneto, per esempio, stanno ricercando senza averne l'obbligatorietà. Cambiamento climatico, ma anche cambiamento tecnologico nella gestione delle reti idriche. Sono queste le nuove frontiere raccontate nella 2 giorni di servizi Rete Tour a Codognè, nella sede di Piave Servizi, in una piattaforma che ha fatto incontrare aziende, consorzi e operatori. Dalle fibre ottiche per il monitoraggio delle acque reflue ai cantieri green, dalla sostenibilità dei progetti di depurazione alla produzione di energia. Il convegno itinerante era nato 6 anni fa a Padova e questa volta ha scelto la marca. Abbiamo dei piani di investimento molto importanti di circa 400 milioni all'anno, il cui il 70% poi si riverbera sul territorio che noi gestiamo. Siamo una realtà insieme industriale di grandi dimensioni perché insieme le aziende dell'idrico del Veneto sviluppano un valore della produzione di 1 miliardo di euro, quindi una realtà industriale importante che serve 4 milioni e 800 mila abitanti. Modelli di prevenzione ma anche modelli di azione in cui investire con i nuovi fondi che arriveranno soprattutto dall'Europa, ma sempre in un'ottica di sviluppo sostenibile. La strada per proteggere il modello idrico veneto è quella di mettersi insieme, come per esempio tramite il consorzio Viveracqua. Viveracqua è lo strumento di protezione del nostro modello idrico